tappa al campo di conservazione nei pressi del Tempio di Esculapio, il progetto Demetra entra nel vivo per dare una mano alla biodiversità e alla conservazione. Esattamente, con questo campo vengono coltivati in purezza i grani dell'importante collezione che abbiamo realizzato insieme al progetto Demetra, con il quale abbiamo raccolto ben 52 grani antichi, dei circa 200 che ce n'erano in passato. Di questi grani abbiamo raccolto i semi, che abbiamo racchiuso diciamo, conservato in barattoli, e le piante intere esposte in bacheca. Per far sì che i semi si possano conservare, si fa la coltivazione in purezza, in modo che si mantenga alta la germinabilità. A cosa serve una collezione di grani? A cosa servono le collezioni di piante arboree, le 4 collezioni di piante arboree che abbiamo realizzato? Serve a mantenere viva l'identità del territorio, e l'identità agricola e l'identità culturale, e a fornire informazioni utili a quanti si vogliono cimentare nella importante esperienza di coltivazione di un pezzo della loro storia, per creare un prodotto territorio di grande diciamo, competizione, di grande qualità, che risponde alle esigenze del mercato sempre più massificato. Quindi questo è uno degli obiettivi diretti dell'agrobiodiversità. Altri obiettivi attengono alle specificità della biodiversità in generale, cioè a tenersi pronti con il genoma sempre in attività per rispondere ad ogni modificazione ambientale che si dovesse presentare. Il progetto Demetra è finanziato dal PSR Sicilia. Dottore Maniscalco, si avvia a conclusione il secondo corso di formazione del progetto Demetra, un'iniziativa che aiuta la biodiversità e la conservazione. Sì, sicuramente è un'iniziativa valida, ormai avviata, è un progetto che nasce a fine 2019 grazie all'impegno, alla costanza del nostro collega dottore Alaimo Di Loro. Il parco è riuscito a portare avanti un'iniziativa valida che affronta un tema importantissimo, attualissimo, come quello della biodiversità, della conservazione delle specie autoctone principalmente, e oggi nell'ambito di questo progetto concludiamo il secondo corso di formazione sulla biodiversità. In particolare in questo momento ci troviamo in un campo di conservazione di cereali. Troverete in questo campo, che è nei pressi del Tempio di Esculapio o Asclepio, dei grani antichi siciliani. È una parola non proprio tecnica, però diciamo in questo concetto si ricomprendono numerosissime specie di grani siciliani. Ecco, il parco è sempre attento alle tematiche ambientali, e appunto questo tipo di attività ne è l'espressione più concreta e più diretta.